Giornata conclusiva oggi a Bagnaria Arsa del forum dei cosiddetti No-TAV. Nel mirino le grandi opere, anche quelle della nostra regione, fra le quali il rigassificatore di Monfalcone. Il servizio è di Anna Marcolin. Summit No-TAV a Bagnaria Arsa, ultima tappa, giornata conclusiva nella località della Bassa della 3 giorni del quinto forum contro le grandi opere inutili e imposte, che ha radunato esponenti di No-TAV anche della Val di Susa. Piattaforma nazionale, internazionale e regionale legata al dibattito sulle violazioni dei diritti fondamentali delle popolazioni di difendere ambiente e qualità della vita. Nel mirino progetti nazionali, ma persino le grandi opere regionali considerate totem inutili, costosi, impattanti. Prima di tutto la TAV, in primo luogo, però non dimentichiamo anche altre emergenze quali i rigassificatori, non solo quelli di Trieste ma anche il piccolo che si sta sviluppando a Monfalcone. E dopo c'è il problema delle fontane, soprattutto nella bassa friulana. Fra le urgenze quella di compattare i comitati, di fare sinergia e rete, obiettivo permettere il coordinamento fra le numerose lotte contro le grandi opere, il tutto sotto il segno di azioni convergenti a livello europeo.